Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici delle stelle, buongiorno, come vi trovo oggi, come state? Siamo proprio in mezzo a questa estate 2022, speriamo voi ve la stiate godendo al meglio, ma in questo giovedì è ancora tempo di novità e quindi insieme alle stelle di Radio.0, insieme a me, Maria, andiamo un po' a capire come andrà questa giornata. Partiamo dai nostri Ariete, siamo a metà settimana, calano l'energia, cala l'entusiasmo, si fa sentire un po' di pesantezza, in particolare per voi, soprattutto nel dover sbrigare qualche faccenda arretrata non rimandabile questa volta. Un collega poi vi farà notare che il vostro modo di fare non è sbagliato, solo un po' più lento del solito. Toro, eccoci da voi che siete un po' i gelosi della giornata. La morsa della gelosia infatti potrebbe farvi reagire con troppa veemenza. Senza cancellare nulla però, siete sicuri che non ci siano altre soluzioni da attuare? Beh, cercatele. La congiunzione Luna-Marte vi fa vedere infatti tutto rosso. Il sestile con Venere invece vorrebbe addolcirvi un po', ma dovrete lasciarlo fare. Invece di stare sul chi va là, voi dei gemelli cominciate ad aprirvi di più, in particolare con il team di colleghi questa volta. Un atteggiamento espansivo infatti vi aiuterà a ottenere un'ottima prestazione. Con le spalle coperte poi da un piccolo aiuto eviterete di presentare una stima non proprio azzeccata come volevate fare all'inizio. Cancro, passiamo a voi. Se all'interno della coppia c'è stato ultimamente qualche piccola incomprensione, il sestile lunare con Venere vi darà una mano a ristabilire la pace, diciamolo, finalmente. Prima di tutto però ascoltate attentamente l'interlocutore che avete davanti, è il primo passo per un dialogo più proficuo, a partire dalla coppia ma anche espandendolo a tutti i vostri contatti. Leone, per voi protagonista la disarmonia tra Luna e Mercurio che non vi permette di contare su una perfetta lucidità in questo giovedì. Ecco perché forse potreste affogare in un bicchiere d'acqua. Se non organizzate al meglio tempi e spazi, difficilmente potrete portare a termine un'ardua impresa. Dovete concentrarvi e agire. Vergine, per voi è tempo di allargare le vostre vedute, senza cedere però alle lusinghe di personaggi assai poco raccomandabili. Noi vi abbiamo avvertito, affrontare di petto invece un'impervia salita non è mai stato così facile, ci credete? Questo è grazie all'appoggio lunare nel paziente Toro, che vi invita a non fermarvi proprio ora, perché siete sulla strada giusta. Bilancia, se avete lasciato qualcosa in giro per casa in questi ultimi giorni non prendetevela con i familiari. Se ora faticate non poco a ritrovarla, vi serve un po' più di ordine, un po' più di organizzazione. Per chi è in cerca invece di un'occupazione diversa, non attendete che le occasioni vi piombino addosso, siete voi a doverle cercare infatti. Scorpione, Luna in opposizione per voi non vi consentirà di giocare troppo come il gatto con il topo. Vi conviene essere leali e onesti in ogni situazione, quindi partite subito. Non appena qualcosa non va come vorreste diventate scontrosi e collerici. Vi conosciamo anche con chi non c'entra nulla. Peccato rovinare però così una relazione. Chi invece vuole affrontare tutto in solitaria sono i nostri Sagittario. Preferite oggi non affidare compiti ad altri, per quanto tediosi questi possano essere. Preferite fare tutto da soli, insomma, anche se a fine serata la sentirete bene la stanchezza, eh? Con un pizzico di fiducia in più potreste invece riuscire finalmente a delegare almeno le faccende domestiche o le piccole cose ad altri. Perché non provate? Capricorno, in questo momento vi sentite in grado di superare qualsiasi difficoltà, bravi, ottimo, tuttavia cercate in ogni caso il buon senso e un sano realismo che sono importanti. Al lavoro il tempo passa rapidamente oggi, dato che voi ci mettete tanta passione e così tanta voglia di fare, oggi un applauso a voi. Acquario, eccoci, quadratura lunare che rallenta il raggiungimento degli obiettivi personali, i vostri. Pensate di più agli altri però, vi aiuterà a sgomberare la mente. Prevenire, ricordiamolo, è sempre meglio che curare, ma a volte dovreste anche accettare pacificamente di non riuscire a controllare tutto come vorreste. Sarà più facile anche per voi e alimenterà la fiducia negli altri. E chiudiamo con i nostri pesci, con l'appoggio leale per voi della Luna in Toro. Non faticherete oggi a farvi ascoltare. Prima però di proferir parola dovreste avere le idee un po' più chiare di quelle che avete adesso. Se invece state troppo sui social, cosa un po' comune, il partner potrebbe lamentarsi e così anche chi vi sta intorno. Passate più tempo con le persone che amate, è un'ottima scelta. E si chiudono qui per oggi le novità dalle nostre stelle. Con l'oroscopo vi aspettiamo domani ancora con nuove avventure da scoprire insieme. Intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0